57 miliardi di euro è quanto esporta in merci il Veneto, con il Nord-Est che nel complesso genera quasi un terzo del totale dell'export nazionale, con Treviso settima provincia d'Italia per valore delle esportazioni. Numeri che fanno PIL, tanto per citare quanto detto dal premier Renzi proprio durante la sua visita nella Marca. Eppure numeri cui andrebbe il giusto riconoscimento, di seguito alla richiesta di Mario Pozza, presidente dell'ente camerale trevigiano. Abbiamo una forte vocazione all'export, abbiamo un più 5% rispetto alla media nazionale, credo che ci sia riconosciuto anche nel poter gestire questa partita assieme, oppure portare il potere decisionale in questi territori, che dopo sia Treviso, sia Padova, sia Verona, per carità, non cambia, però che sia questo territorio, se c'è tanta esportazione, più vicino è la mente, più vicino anche saranno i benefici. Un'attestazione che andrebbe nella direzione della nuova impostazione 4.0 del rilancio dell'industria italiana. Ci sono varie realtà, a Torino per il manifatturiero, Milano, Pisa per l'università. Qui abbiamo dovuto raccogliere firma, andare nei giornali, eccetera, per mettere dentro l'Università del Triveneto. Credo che questo sia scandaloso, quindi non vorremmo trovarci sempre a rimorchio. Con le figure professionali l'obiettivo è di portare al massimo le esportazioni. Esportiamo più della Finlandia, più della Lituania, più dell'Estonia, messi assieme e ancora ne avanza. Io credo che questi siano dati inconfutabili. D'altronde l'ha detto il Presidente del Consiglio, vengo dove si fa PIL. Allora, se l'ha detto, che si mette in pratica. Lui faccia la sua parte e noi faremo la nostra come istituzione e le imprese la loro.